Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, torniamo con PES 6 e torniamo con i mondiali retro. Siamo a Francia 98 e siamo con l'Inghilterra dei capelli più belli del mondo, i capelli di David Beckham. Proviamo a portare il titolo con appunto l'Inghilterra, siamo nel girone con Romania, Tunisia e Colombia. Primo match, England vs Tunisia. Vai raga, e si parte France 98. Per la nostra generazione il mondiale del 98 è quello diciamo il primo visto veramente da protagonisti, perché cosa 94 me lo ricordo, però ero ancora piccino. Nel 98 tra FIFA e tutto, veramente è stato una. Mi ricordo la. Come si dice la. Con la gazzetta, no? Col Corriere c'erano tipo le cassette della storia dell'Italia con i fascicoli, tutto ovviamente già era collezionista a 5 minuti, avevo 10 anni già, andavo a collezionare questa e vedevo tutti i mondiali di una volta dell'Italia e dopo l'ultima diciamo uscita c'era la presentazione di France 98. Vai, si parte ragazzi, mai dire gol, France 98. Si parte, Scholes, adesso nel partire bene in un girone comunque che può essere complicato, insidioso. Paul Scholes, Beckham, Anderton, Adams, bravissimo per Saul Campbell, a Paulins, Alan Shearer, Scholes, no, cos'è? Fuori gioco, vabbè. Fuori gioco un po' così. Giochiamo a Tolosa, se non erro. Shearer, Scholes se ne va, Paul. Ah, tiro inguardabile di Paul. Michele, ho messo subito Michele ragazzi, specie perché Shelling è un giocatore che amavo tanto, ma Michele. Attenzione, attenzione, fuori bisillabo di felicità. Seaman al rinvio per Tony Adams. A Davide. Ragazzi, Davide veramente in questa stagione, in quella dopo, ha i capelli più belli della storia, ricordiamolo. Perché è fondamentale. Buono. Scholes. Michele. Ma ragazzi, famo fatica. Si fa fatica, raga, si fa fatica. Paulins. Scholes. Michele. Oh no. La Tunisia ha rotto i maroni. Come qualcuno ha scritto, è veramente una maledizione sta serie. Ha vinto solo England 96 con l'Italia. Michele se ne va, Michele, mamma mia. Peccato. Bella azione però di Michele. Beckham, Anderton, Scholes, stiamo dominando ovviamente. Scholes, se ne va Scholes. Paul, madonna che tiro, che ciofeca. Perché sulla carta insomma comunque passare primi nel girone, però Alan, bravissimo Alan, se ne va Alan. Adesso Michele, mamma mia. Signori, che Michele. Bravo Davide. Michele. Alan. Vai Owen, Michele, ancora Michele. Il Wonder Boy. Qua sbaglia. Recupera Bex. Niente, Bex non recupera. Bex, fuori gioco di Bex.
Pretendo il gol di Bex, lo pretendo. Ricordo la punizione alla Colombia, mamma mia, bellissima. Davide per Michele, Alan Shearer. 1-0 Inghilterra, signori, l'Inghilterra in vantaggio, segna Alan Shearer. Se è vero che ho vinto Euro 96 in Inghilterra, chissà che magari non vinca il mondiale proprio con gli inglesi. Vai raga, 1-0 e si gode. 1-0 e si gode. Grandissima azione degli inglesi, Shearer, Alan, oh. Occhio, bravissimo. Paul, Michele, ancora Shearer, se ne va la Tunisia in balia degli inglesi. Michele, niente. Beckham, però tutto da solo David, non era semplice. Grande Campbell, vede Michele, grande assist di Michele, giovanissimo. Vai David. Bravo Paul, Paul. Fallo forse su Adams, ma recupera purtroppo la Tunisia. Bravo ancora Scholes, che giocatore. Per Michele che la perde subito. Adams, Beckham, Scholes, Shearer si invola. Shearer bravissimo, Owen. Ah, niente. Anderton. Niente da fare. Però buon primo tempo, abbiamo dominato. Finisce il primo tempo, Inghilterra 1, Tunisia 0. Rete di Alan Shearer su assist del meraviglioso Michele Owen. Mai dire gol. Francia 98. Beckham lancia al nessuno però. Dai fioi, dai, chiudiamola, che importante è che la differenza reti. Scholes. Bravo Alan. Si invola Alan. No, un tiro che è osceno. Occhio. Fuori gioco, mamma mia, meno male. L'ho rischiata qua. Seaman, Campbell, Hollings. Beckham. Shearer, bravissimo Alan. Vuole ricambiare il favore a Michele. Vai Michele. Si invola Michele. Mamma mia, peccato. Guarda come sbagliano però i tunisini. David. Non proprio un gran tiro qua di Beckham. Owen per Shearer. Ah, peccato. Sentite l'inno inglese cantato dai tifosi tunisini, no scherzo. Save the Queen. Occhio. Bravo Seaman. No, mamma mia. Facciamo qualche cambio.
Sì, sappiamo che noi siamo un po' così con i ruoli. Riposo per Shearer. Al posto di Les mettiamo nessuno, perché non mi convince nessuno. Vai. Squadra un po' così, quella inglese secondo me. Buoni titolari, ma le riserve così così. Ha avuto squadre molto più forti. Un po' di cambi. Inizia la tunisiana che non. Se era il primo tiro mi incazzo. Vediamo Teddy, il grande escluso Teddy. Teddy Sheringham, cazzo da solo, Sherry da solo. Non proprio da solo, ma. Vai McManaman. Sheringham. Scholes, no. No, fallo su Paul, no. Ah. 71esimo. Sheringham. Prova la botta, mamma mia che brutta. Scholes per Michele. Michele. Fuori. Tunisia non però una squadra devastante, se si può dire. Occio. Bravo Seaman. Bello sto rinvio. Mancano 12 minuti. Teniamo duro, Fioi. Bravo Ferdinand. Owen. No, ma perché di là? Bravo Steve, bravo Dev. Non perderla. Bravo Scholes. Buona partita oggi, sono soddisfatto del risultato. Un gol in più sarebbe meglio, però. Collins. Owen. Purtroppo niente di devastante per Michele. Inghilterra si distende ancora, ma Sheringham impreparato. Bravo. Sheringham vede Michele. Michele si invola. Michele! Non ci credo. È ancora giovane il ragazzo. Michele. Buon 1-0, buonissimo. Tunisia esce malissimo perché non ha neanche un tiro praticamente. Vediamo la classifica che ci vede il comando. Siamo al comando o no? Voglio vedere se siamo al comando. Che bello essere il comando. Contro la Romania, ragazzi, per staccare il biglietto per gli ottavi. Piove a Montpellier. Squadra difficile la Romania, eh? Romania, Inghilterra. Adams. No, ma dov'è il fallo, dai? Ilie, infortunato. Dopo un minuto. Inizio Galca. Mamma mia, subito Seaman, ragazzi. Che Romania, che inizio per la Romania. Gheorghe Hagi, Maradona dei Carpazi. La Romania sta letteralmente dominando la scena qui a Montpellier.
Dopo 3 minuti. Adams. E poi sveglia. Cioè ragazzi, non ho capito niente. Romania in vantaggio subito. Cioè, vabbè, grazie. Spero ste mod sono impestate. Ma ci svegliamo o no? Anzi, siamo con la pioggia, l'Inghilterra non gioca. Dai. Ancora, bello. Crisi nera, Montpellier. Crisi nera, Popescu. Ings. Beckham. Shearer. Bravo Scholes, dai, calma. Niente. Romania show. Bravo Campbell, dai, rognoso Campbell, ma niente, la prendono sempre loro. Niente, non posso fare niente, ragazzi. Yellow card per Shearer. Romania che ha trovato un gol balordissimo comunque, palo gol. Adams. Neville. Scholes. Scholes vede benissimo Michele. Non ci credo. Errore scandaloso di Michele. Gary Neville. Adams. Bravissimo Adams. Vede Paulins. Ma Paulins fa uno stop. Proprio si vede che piove. Probabilmente è la pioggia che... Dai però. Bravi. Vai, sfruttiamo l'attacco Shearer. Alan. Michele. E vabbè, fiori però che spo. Mamma mia, siamo di cioccolataio oggi. Beckham. Dobbiamo essere già 2-1. Bravo Davide. Fallo su Davide. No, ho rotto Davide. No, ti prego, senza Davide è finita. Scholes. Bravo Scholes. Shearer. Adams. Adesso dominiamo noi, Paulins. Nole. Beckham è rientrato, speriamo bene. Occhio. Campbell. Adams. Paulins. Shearer. Davide. Bravissimo, dai Davide. Davide ancora un po' in difficoltà forse. Paulins. Calcio d'angolo di Paulins. Beckham. Alan, non ci credo. Sì, vabbè, ma siamo impegolati però, Paulins, niente. Niente da fare. Romania praticamente con un tiro è in vantaggio. Beffa atroce. Attenzione Galca. Dai Shearer, dai ragazzi. Possiamo perdere, voglio il primo nel girone Shearer. Brutto errore qua di Shearer. Incredibile, un tiro, un gol di Rumeni. Io sveglia.
Grande Campbell, uno dei migliori come sempre. Guarda che culo. Bravo Paul. Dai Shearer però. Bravissimo, Sol devastante comunque. Seaman. Bex. Troppa fretta l'Inghilterra, Paulins. Niente da fare. Siamo in grossa difficoltà. Siamo nervosi più che altro, le occasioni ci sono state, ma... Vai Alan, non è fuori gioco. No. Che miseria. Beckham. Finisce il primo tempo balordo. Meritavamo noi, ma siamo addirittura sotto. Alan. Paulins. Vai Beckham, niente da fare. Owen, Michele, silenzio Michele. Cosa ha fatto Michele? Guarda Beckham, un assist diciamo un po' balordo. Owen praticamente di prima la piazza. Ciao. Fantasmagorico gol di Michele. Beckham, niente. Adesso andiamo a vincere la Beppe. Occhio. Guarda che loro fanno un tiro a un gol, fioi. Ilie. Adams. Occhio fioi. Vai Bex, bravo Bex. Michele. O per pochissimo di cambi. Mettiamo Sheringham anche in forma. Mettiamo McManaman. Beckham lo voglio tenere, però Beckham non si può togliere. Però... Facciamo la pazzia. Shearer oggi non bene. Owen ha fatto un gol, ragazzi. Michele Shaw, raga. Bravo Sol. Alan. Dai, la prodezza prima di andare. Niente. Oggi Shearer non c'è. Bravo Seaman. Dai, Fiori, buttala su. Niente. Occhio. Petrescu. Campbell, bravo. Neville. Romania squadra ostica, mamma mia. Fallo di Scholes. Yellow card per Scholes. Agi. Fulmina Seaman, incredibile gol di Agi. Gol mostruoso di Agi, Gol mostruoso di Agi, purtroppo. Sheringham. Owen. Dopo l'1-1 si è vista poco l'Inghilterra, Owen. Mamma mia, sta Romania, tanto che Romania ha 2 tiri, 2 gol però, Buono, Scholes. Vede Davide. Paulins.
Owen. Beckham! Adesso giochiamo tutto con la Colombia, ragazzi. Sheringham. McManaman, dai, McManaman possiamo perdere, però sarebbe troppo ingiusto. McManaman, nessuno. E che Agi si è inventato un capolavoro. Owen. Beckham. Niente, Beckham fermato da Monteau. Gary Neville. Michele, bravissimo Michele. Ah, ma com'è? David. Ci ho provato. Con David è troppo golosa. Scholes. Sheringham. Owen. Ah, male. Niente, neanche calcio d'angolo. Campbell. McManaman. Manca poco, ragazzi, dai, non voglio perdere. Scholes, niente. Adams. Paulins. Bex. Calcio d'angolo, dai, fioi. Vai, Beckham, bel cross. Sheringham, niente da fare. Dominio inglese, ma non basta. Beckham. David, niente. Sciman. 94esimo, la regaliamo ai rumeni. Neville. Anderton, proviamoci. Scholes. Owen. Beckham vede Sheringham, niente da fare. Niente, oh. Guarda come va via. Regalata la vittoria comunque, proprio Polli, McManaman. Oh, Sheringham, cosa fate? Teddy. L'orsetto Teddy sbaglia tutto. Brutta sconfitta. Andiamo a vedere la classifica, ma che palle però. Allora. In questo momento siamo fuori dai giochi. Mamma mia, neanche per piacere, con la Colombia voglio 3 punti. Vai raga, con la Colombia dentro fuori. Siamo a Marsiglia, pioggia a Marsiglia. La maglia figa rossa, vai. Contro Valderrama. Ah, bravissimo Adams. Dai, subito di rabbia. La Colombia prima del girone in questo momento. Beckham, peccato. Con un pareggio siamo al 99% fuori. Sheringham. Anzi, il pareggio siamo fuori sicuro. Quindi non vincere, punto. Beckham. Valderrama. Abbiamo fatto a perdere con la Romania. Dominando, Valderrama. Era una bella Romania in quegli anni, però abbiamo dominato, cazzo. Bex fermato. Colombia show. Beckham. Ins. Sheringham, uscire non sta bene. Owen. Vai Michele, vola le Sox, dai le Sox. Non c'è nessuno in mezzo però. Vaffanculo, va.
Adams. Sheringham, vale, Sheringham. Si attaccano un pareggio, c'è la minima speranza, ma molto minima. No, ma col pareggio non ce la facciamo passare. No, i fioi però. La Colombia basta un punto per passare, non per il primo posto ovviamente, per passare sì. Guarda che roba. Adams, Ings, Sheringham. Cosa fa Michele? Cosa fa Michele? Cosa fa Michele? No, vabbè, siamo proprio. No, vabbè, non è possibile. Numero di Michele, miracolo. Contro di me tutti diventano fenomeni. Tutti buffon. Dai. Dopo prendo gol a 100 metri su punizione. Ings. Sheringham, fallo. Vai David. Mamma mia. 25esimo. In questo momento l'Inghilterra è fuori dai giochi. Stiamo dominando. Collins, Sheringham fuori gioco. Fuori gioco. Michele, bravo Michele, dai Michele di cuore. Campbell comunque un fenomeno. Non lo scopriamo certo noi. Michele non ce la fa. Ferdinand. Scholes. Niente, ma tutti i rimpalli a favore però, che do coglioni. Non ne veniamo fuori, raga. Bravo Paul. Ferdinand. Che brutto. La palla si ferma per la pioggia. Guarda che regalo. Frustrazione in casa England. Ma no, Seaman. Adams, bravo. Buttala via però. Niente, adesso la Colombia sta dominando a centrocampo. Vai Teddy. Teddy per David. Teddy per David. Perché David non fa della corsa nella velocità, insomma, la sua arma. Bravo, però cosa ha fatto Beckham? Uno dei nostri. Niente, Owen non salta neanche. Sempre campo pesante, però che sfiga. Non ha vantaggio alle squadre più tecniche. Scholes. Bravissimo Under, vai Under, mettila in mezzo. Owen, non c'è, troppo basso. Sheringham. Niente da fare, non passo. Ma dov'è il fallo, dai? Ma per cortesia. Finisce il primo tempo balordo. Serve il miracolo. Sheringham. Beckham per Michele, lunga. Fuori gioco anche. Calma. Tutto è possibile. Owen. Sheringham. Per Beckham. No, ma non puoi fischiarmi sto fallo, però sei un. Dai.
Tanto si scalda Alan Shearer. Sheringham una delusione incredibile. Sheringham, niente da fare. Grandelo, vai le. Mettila in mezzo le. Ma no, così. Vabbè. Beckham. Ings. Anche Scholes si è visto pochissimo. Michele. Niente ragazzi, sembra che non vogliamo segnare. Sheringham che dorme. No, sono tutti coglioni. Anche se sta bene. Ciao Sheringham. Entra Shearer. Entra McManaman. Cambiamo tutto, sì. Sì. David. Ah, brutto errore di Beckham. Da far tutto lui. Bravo Campbell, il migliore dell'Inghilterra nelle 3 partite. Siamo già al 60esimo, però Ings, Alan. Niente, non vinco un contrasto. I contrasti che contano non li vinco. Vai. Che bello. Scholes per Michele. Cosa ha fatto Michele? Gol, grandissimo Michele. Cosa ha messo Michele? Adesso dobbiamo tenere, raga. Adesso la Colombia deve sperare nel pareggio tra Tunisia e Romania. Ma cosa ha messo Michele, signori? Devastante Michele. Scholes. Beckham bellissimo per Shearer. No, fuori gioco sempre. Oh. Bitti, vai, sì, Bitti. Michele da solo. Bello. Forse è Bitti, perché Bitti era un altro giocatore. Non ricordo la pronuncia. Chiamiamolo Bitti e basta. Beckham. Davide. Speravo di prendermi il fallo, niente. C'era Betty forse. Piccolo lapsus come... Ma dove fa? Ma sta scherzando, ma è un pazzo. McManaman. No? Roba nostra, bravo Davide. 74esimo. No, adesso. Adesso segneranno su punizione perché devono segnare. Meno male. Sì, ma che diluvio anche oggi in Francia. Campbell. Shearer. Beh, anche azione inglese. Ah. Ho preteso un po' troppo, forse. Mi serve il miglior Campbell, però no, torna. Bravissimi, McManaman, Shearer. E Shearer se ne va da grande campione. Vai Alan, molto meglio di Sheringham. Shearer la chiude, non la chiude. Owen. Shearer. No, vabbè, siamo in una sfiga, però. Beck. Vai Beck, ecco, Beck scappa, ha paura Beck.
Grande Paulins. Owen. Non regalarla però. È che manca poco. È che mano la tira su. Non c'è nessuno, però c'è solo Michele. Dai, pressiamoli. Scholes, bravo Scholes, alto 1,20 m, ma ce la fa. Paulins, bravo Paulins. Owen. No, qua ha avuto errore di Michele. Bravissimi. Dai che andiamo a chiudere a Michele. Madonna, Michele fa schifo da quanto è mamma mia. Beckham. Dai che la portiamo a casa anche un po'. Dai, è andata bene. Yes. L'Inghilterra vola agli ottavi. Vediamo la classifica. La Romania avrà vinto, credo. Infatti passiamo per secondi. Andiamo avanti. Secondo round, vediamo gli abbinamenti. Allora, abbiamo Brasile, Camerun, Francia, Paraguay, Olanda, Jugoslavia, Romania, Argentina, Croazia, Inghilterra, partita durissima, Germania, Messico, Spagna, Danimarca e Italia, Marocco. Raga, un saluto dal comandante veneziano, si gol, vediamo gol. Classifica gol Salas primo, Stoichkov, Ronaldo, poi via via tutti gli altri per gli assist invece, però c'è Michele e questo mi fa godere. Ciao!